assistenzialismo è oggi lo Stato italiano che è stato creato dai governi centrodestra e centrosinistra, perché oggi noi abbiamo uno Stato che paga, come è stato detto, più pensioni dei soldi che va a incamerare. Quindi noi oggi siamo in uno Stato assistenzialista, non è che lo stiamo creando. Noi oggi dobbiamo uscire dallo Stato. Più forte è lo Stato, più debole è il cittadino. Questo è il punto, in tutto il mondo. Noi dobbiamo togliere potere allo Stato per dare potere al cittadino. I cittadini sono professionisti, studenti, imprenditori. E questo è il primo passo, ok? Se noi vogliamo dare la possibilità ai giovani di essere impiegati in aziende che siano tecnologicamente innovative e performanti, non possiamo chiedergli di fare i lavori che fanno adesso in Veneto, perché oggi il Veneto è un gap importante di innovazione e culturale nei confronti di altre parti d'Europa. Il punto qual è? È dimostrato dai numeri. 150.000 ragazzi di alta formazione escono dall'Italia, ok? Perché in Italia non esistono quelle fasce di occupazione. Questo lo dico perché è il mio settore dove lavoro. Quindi il tema, prima di tutto, degli imprenditori che hanno smesso di formarsi, perché la frase è «Ah, migo ho sempre fatto così, ed è così che si lavora. Se non ti fermi, ok, se non ti formi, ti fermi». E qui purtroppo oggi il piano Industria 4.0 ancora fa fatica a decollare, e invece a mio modo di vedere è stato un buon piano, perché come ha detto giustamente prima esatto, la Rubinato, se una cosa viene fatta bene, punto. Allora, non lo dico io, la questione del reddito di cittadinanza si basa sulla formazione del lavoro, perché oggi la gente non è formata per intraprendere le sfide di oggi, perché uno ha ancora con la stessa formazione del lavoro che funzionava 10 anni fa, pensa di poter essere occupato nel lavoro di 10 anni. Signori, nei prossimi 10 anni la metà dei lavori che noi conosciamo scompariranno. Cioè, se noi non pensiamo di andare ad accompagnare la trasformazione del lavoro, formando o riformando le persone che oggi hanno delle conoscenze tecniche che saranno inutili tra 10 anni, e accompagniamo questi garantendo a loro un sostentamento anche economico, noi stiamo creando nuove sacche di povertà. Se invece vogliamo uscire dalle sacche di povertà dobbiamo avere una visione di insieme. Il reddito di cittadinanza da 780 euro al mese anche a 2 genitori, in base se hanno 2 figli, senza fare nulla. Non è vero. Scusa, non è vero. Aspetta che finisco. Non è vero. Senza fare nulla, aspetta, no, devi iscriverti ai corsi, eccetera. Ti comunico.